salite corte, quindi mediamente di 5 km di lunghezza, però salite molto, molto ripide, molto impegnative, con dei picchi massimi anche del 15%. Non sarà il classico tappone dolomitico, ma una frazione movimentata capace di regalare sorprese. È la 15ª tappa del Giro d'Italia, in programma domenica 20 maggio e presentata oggi a Ca' del Poggio, nel Trevigiano, tra i vigneti di Prosecco. 176 km con partenza da Tolmezzo nel Friuli Venezia Giulia e arrivo a Sappada, sempre in Friuli dunque, anche se le mappe ufficiali della Corsa Rosa non hanno ancora recepito il cambio di casacca, segnando il comune ancora dentro i confini del Veneto. E proprio nel Veneto si snoda gran parte del percorso, tutto il Cadore da Lorenzago, Pieve, passando per Cortina, Passo Tre Croci e Auronzo, per poi entrare nel Comelico affrontando 2 salite inedite, Passo di Sant'Antonio e Costa Lissoio. Strappi non lunghi ma insidiosi, e chissà che l'arrivo a Sappada non riservi colpi di scena, come l'ultima volta che il Giro fece tappa tra queste montagne. Era il 1987 e successe un finimondo. L'irlandese Stephen Roche osò attaccare il proprio capitano, Roberto Visentini, staccandolo sulle rampe di queste salite e rubandogli la maglia rosa, che poi tenne fino alla fine facendo proprio il Giro. Una situazione un po' irreale, perché non succede praticamente mai che un capitano, un gregario attacchi il proprio capitano, con successiva divisione della squadra. Allora tutti gridarono al tradimento, volarono insulti e addirittura sputi tra i tifosi italiani e il corridore irlandese, protagonista di una fuga in avanti difficile da digerire, che ricorda un po', ironia del destino, proprio le vicende del traguardo di tappa, Sappada, che la sua fuga in avanti l'ha già fatta qualche mese fa.